Una serie di ambienti sotterranei, bui, umidi ed anche segreti, storie di fantasmi e soprattutto tante leggende che si sviluppano nel sottosuolo della città di Cagliari. Sigla. Come molte città italiane di origini antichissime, anche Cagliari presenta nel suo sottosuolo un insieme di segreti, ma soprattutto una serie notevole di cavità sotterranee. Abbiamo accennato al fascino e misteri di Cagliari sotterranea, ci troviamo infatti a circa 10 metri di profondità nelle viscere del quartiere Castello, in una sorta di privé abbastanza anomalo, dentro un bar in via Università che ha sfruttato una vecchia cisterna punica. Ebbene, questo era un ambiente che si riempiva con l'acqua meteorica, quindi durante le piogge, un ambiente che ha la forma di una sorta di campana, una forma abbastanza vaga che consentiva all'acqua meteorica di penetrare e quindi decantare per poi poter essere utilizzata. In questo punto preciso infatti notiamo un pozzetto che era il cosiddetto pozzetto di pescaggio dell'acqua, ma anche il pozzetto di riempimento della stessa cavità sotterranea. Sappiamo che sotto sono presenti anche delle cisterne puniche. Un esempio a quanti ci stanno seguendo: proprio sotto questa botola che è fatta con la pietra è presente ad esempio una cisterna che dava l'acqua poi a quello che era stato battezzato Pozzo di San Pancrazio. Sì, signore, che col tempo queste cavità, e qui lo sai tu benissimo, diedero luogo a delle, non dico a delle leggende, ma anche a delle credenze. In quest'altro punto io adesso, mentre mi indicavi Leo, ho notato invece delle altre tracce, oltre che di vasellame sono presenti delle tracce annerite, probabilmente di qualcosa che appunto ha preso fuoco, sono delle tracce di carboni, ma potremmo anche avanzare l'ipotesi che il pavimento, che rimbomba anche... Sì, infatti se sentite un attimino proprio il rumore del pavimento, ci troviamo proprio sopra qualcosa, forse terra di riporto, forse delle cisterne, forse altri condotti che passavano sicuramente in tempo precedente al 1200-1300, quindi datazione approssimativa che abbiamo dato noi adesso. Questo secondo ambiente sotterraneo è veramente affascinante, è una lunga galleria che è stata in parte scavata nel sottosuolo e successivamente rivestita con queste pietre che potete osservare in questo punto di grosso appezzamento, conci calcarei che quindi poggiavano su uno zoccolo di roccia. In quest'altro punto invece è osservabile uno scavo e sembrerebbe quasi uno scavo in un certo senso rituale, perché ricorda vagamente una sorta di acquasantiera. Questi ambienti sotterranei, che sono situati nella zona del bastione di Santa Croce, ma non possiamo rivelare, lo ripetiamo, il punto esatto, vantano quindi una lunghissima storia. Probabilmente erano anche coevi all'edificazione dell'antica sinagoga degli ebrei. E anche un'altra, diciamo tra virgolette, vocazione, non solo come i classici speleologi che vanno in grotta, ma tu provi anche delle sensazioni forse ancora più approfondite e particolari. Ci puoi parlare di questo aspetto? Sì. Allora, più che altro il nostro gruppo predilige entrare non in grotte qualsiasi, ma in grotte dove si vocifera perlomeno che ci siano delle tracce, delle presenze, quindi delle zone che dovrebbero darci le forti sensazioni di spettri, fantasmi o, per chi ci crede, entità che comunque continuerebbero ad abitare il luogo. Come capirai, Marcello, queste sono proprio delle zone suggestive che potrebbero tranquillamente prestarsi a questa interpretazione. In questi locali, grandi magazzini, tanto per dire, sotto, nei sotterranei, che danno alla via Principe Amedeo, erano depositati tutto il materiale, abbigliamento, eccetera. E alcune commesse, va bene, che hanno avuto modo di andare giù per lavoro, per materiale, sono scappate. Perché hanno percepito, io non dico che hanno visto, ma hanno percepito delle presenze, spostamento di mobili, di manichini, rumori strani, eccetera. E di queste se ne sono andate. Va bene? Quindi, ma in tutte queste zone qui. Ora non vogliamo né demonizzare chi dice che non è vero, oppure incoraggiare chi dice che è vero, però pur tuttavia qualche cosa ci deve essere.